Siamo con Alessio Del Savio, enologo e consigliere delegato del brand Mionetto, uno dei più importanti, delle più importanti etichette sul Prosecco e di molti altri vini. Mionetto ha anche delle viti, dei terreni in Friuli. Ecco, vogliamo capire quali sono, intanto dove sono e che prospettive ci sono appunto per lo sviluppo in Friuli. Noi dal 2018 abbiamo acquistato un'azienda già presente a San Leonardo di Montereale Valcellina, un'azienda di 80 ettari dove già c'era la presenza della glera, quindi della base del Prosecco DOC, e oltre a questo c'era anche del Pinot Nero e del Pinot Grigio. Nel corso di questi anni ci siamo concentrati sul miglioramento, soprattutto produttivo, di questa azienda, perché c'era la necessità di sostituzione di parte dei vigneti per ringiovanirli soprattutto, e poi ci stiamo anche concentrando in questo ultimo periodo proprio qui ad aprile. Siamo in fase di impianto di una parte di vigneti, sempre di Pinot Grigio, ancora di Pinot Nero e soprattutto anche di un nuovo vitigno, almeno per la nostra azienda, che è lo Chardonnay, che sono vitigni interessanti sia per la costituzione della cuvée del Prosecco DOC, sia anche eventualmente come basi per eventuali vini fermi. Ecco, quindi il Friuli è una zona sulla quale voi puntate? Certo, perché sappiamo che soprattutto quella zona, la zona delle Grave del Friuli, ben sia adatta per la coltivazione del Prosecco o della glera atta a Prosecco, che è quello che sicuramente per la nostra azienda è interessante, perché noi fondamentalmente siamo spumantisti e Prosecco dipendenti, per cui abbiamo degli interessi importanti su quell'azienda e vorremmo farla crescere nel migliore dei modi. Ecco, l'obiettivo 2022 per l'azienda Mionetto, dove volete puntare i mercati? Per quanto riguarda i mercati internazionali, siamo sempre alla ricerca di nuovi mercati fondamentalmente, ma credo che sia importante che consolidare i mercati dove siamo già presenti, quali gli Stati Uniti, la Germania, l'Inghilterra, oltre ovviamente al mercato italiano. Il Prosecco è sempre un vino che tira moltissimo, conferma? Certo, ne basti vedere i numeri che i consorzi mettono a disposizione, le crescite sono sempre a doppia cifra e continua ad essere anche in quest'anno, dopo gli anni della pandemia, anche quest'anno nel 2022 una crescita importante. Confidiamo rimanga così anche per il futuro.